In condizioni normali il Mar Ligure raggiunge i 26 gradi, quest'estate sono stati superati i 27. A causa dell'aumento per le acque superficiali sono state soprattutto le elevate temperature che in questi mesi hanno interessato l'Italia e l'Europa. Gli animali marini sono meno abituati alle variazioni rispetto a quelli terrestri, perché normalmente le temperature sono più stabili. Anche piccoli cambiamenti possono produrre problemi acuti o anche cronici per le specie che ci vivono. Abbiamo avuto dei picchi di temperatura che hanno provocato immediatamente delle morie, per esempio sono morte le spugne a bassa profondità, però ci sono anche proprio degli aumenti cronici di temperatura che ormai procedono direi da decenni, per cui il Mar Ligure è mediamente più caldo di una volta. Animali che una volta erano a latitudini più meridionali possono risalire a nord, altri che amano le acque fredde sono spariti. Cambiamenti importanti e interessanti per chi studia la materia, ma anche preoccupanti per gli equilibri degli ecosistemi. Fenomeni in evoluzione da seguire con attenzione, tra i primi ad accorgersene coloro che lavorano in mare. Un caso particolarmente emblematico è quello della tonarella di Camogli. La tonarella di Camogli dal 700 è attiva e pesca tutti i giorni appunto il pesce del Golfo Paradiso. Purtroppo quest'anno per la prima volta non è stata attivata, però in questi ultimi decenni il tipo di pescato è molto cambiato. Per esempio, sono aumentati decisamente i carangidi, le ricciole e le lecce rispetto ad altri pesci più tradizionali. Fenomeni anche difficili da rilevare perché accadono in profondità e non sono sotto i nostri occhi. Il riscaldamento globale è ormai una realtà con cui fare i conti e non ci sarà da stupirsi se l'aumento di temperature proseguirà nei prossimi anni. Credo che abbiamo poche possibilità di influire su questo tipo di cambiamenti. Naturalmente tutto quello che a livello, come dire, di governi si sta facendo è una cosa utile e ragionevole, insomma. Però certo siamo, mi pare, in un andamento pluriennale sul quale abbiamo poche possibilità di agire, insomma. Ecco, diciamo,